La provincia di Belluno finanzierà per intero il progetto di messa in sicurezza della provinciale 251 della Val di Zoldo. L'investimento per 1.100.000 euro è stato deciso di concerto con Veneto Strade e ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai residenti della vallata, spaccata in due lo scorso dicembre dall'enorme frana che ha interrotto i collegamenti viari per oltre un mese. Si è deciso di dare una concreta risposta al problema. Concreta risposta non è altro che mettere a bilancio 1.100.000 euro che permetterà quindi Veneto Strade di poter intervenire prima possibile con il ripristino della sede viaria. Per l'intervento di messa in sicurezza si attendevano i fondi di ristoro dell'alluvione di dicembre, ma i tempi sembravano andare per le lunghe, troppo per dare una soluzione ad uno dei punti più disagiati della viabilità bellunese. Alla gente non interessa assolutamente di chi sia la competenza, ma vuole risposte concrete e quindi la provincia vuole proprio dare questa concretezza nelle risposte, nella speranza di poter far sì che la viabilità dello Zoldano venga ripristinata prima possibile e quindi possano tornare velocemente alla normalità. Nelle prossime settimane, fa sapere Palazzo Piloni, sarà perfezionato il progetto di intervento che sarà complesso perché incide sull'asta del torrente Maè di competenza del Genio Civile. I dissesti diffusi interessano un'arteria che dal 1 aprile è ufficialmente stata riclassificata statale, un asse viario fondamentale per residenti e turisti e alternativa nel caso di problemi sulla 203 a Gordina.